un anno senza Davide e senza Erika. Un anno è passato da quando la Marmolada si è presa 11 vite in un inferno di ghiaccio e sassi, le cui immagini sono impresse nella memoria collettiva del Veneto e dell'intero paese. Un anno senza Davide Miotti e senza Erika Campagnaro, con il retrogusto amaro proprio in questa ricorrenza così drammatica lasciato dalla decisione della giustizia di archiviare l'inchiesta sul disastro, inquadrando l'evento come imprevedibile. Ritenere che non ci sia una responsabilità di nessuno è per me inaccettabile, perché milioni di metri cubi di ghiaccio, di roccia e di fango non possono crollare da un giorno all'altro. Era troppo evidente per Luca lo stato di salute del ghiacciaio, troppi dati avrebbero dovuto dire agli addetti ai lavori che quell'area non era sicura. Ritenere che questo sia un evento naturale ed imprevedibile per me non è accettabile, visto che la politica e anche i ricercatori che da mesi e da anni facevano dei rilevamenti anche su quel ghiacciaio avrebbero dovuto, dal mio punto di vista, ma posso anche sbagliare, avrebbero dovuto essere più accorti nei segnali che comunque provenivano dal sottosuolo, non certo sopra il ghiaccio, cosa che si dice che avrebbero dovuto accorgersi le guide oppure gli esperti che scalano le montagne, ma in realtà la problematica era sotto la crosta dell'esile ed esiguo ghiaccio, che da 30 anni dicono che si sta assottigliando sempre di più,